Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Torna al Braglia il Sassuolo che ospita il Vicenza per la 23esima giornata del campionato B-Win. Uomini di Pea che godono di una prospettiva tutt'altro che scomoda. Il secondo posto permette agli 11 nero-verde di avere meno pressione e tallonare la prima della classe Torino, oggi impegnata contro il Cittadella. Vicenza di Gigi Cagni invece è reduce da 2 soli punti in 3 gare ed è attesa da risposte importanti. La gara di andata fu uno dei tanti 1-0 in favore del Sassuolo con gol di Boaci. Oggi invece atteso il rientro del bomber nello scacchiere del Sassuolo, Sansone. A dirigere questo incontro il signor Merchiori di Ferrara. Si parte con ritmi blandi e con le squadre che non si allungano più di tanto, con il Vicenza che trova però buone trame di gioco. La prima vera fiammata di questa partita arriva al 24esimo. Guarda un po' il caso ancora del Vicenza. Paolucci si libera in un fazzoletto, Pomini ci mette le dita a deviare, Soligo in corsa è pronto al tap-in ma viene però ostacolato da Terranova che compie un vero miracolo. Ma quando il destino sembra portare la squadra di Pea negli spogliatoi senza nemmeno un tiro in porta, al 41esimo Sansone calcia una punizione perfetta, Frison non ci può arrivare, sembra prevedibile, invece si abbassa il tiro ed è il gol. Sassuolo che in chiusura trova la rete e la 13esima realizzazione di Sansone, oggi tornato abile e ruolato. Al 45esimo minuto c'è ancora tempo, assist di Sansone, porta a spasso Martinelli, il giocatore mette in mezzo un pallone ghiottissimo e Consolini a porta spalancata si mangia il 2-0 passivo che comunque sarebbe impietoso per il Vicenza. Rivediamo cosa si mangia il giocatore in chiusura di tempo. Il Sassuolo, rinvigorito dal vantaggio di chiusura di tempo, trova ancora Sansone. Il passaggio in verticale di Bianchi, il giocatore fa un gioco di gambe del diagonale che va a battere l'estremo difensore Frison. Una rete importantissima che segna ancora una volta la prodezza e le prodezze di questo giocatore, vero uomo decisivo dell'11 allenato da Pea. Rivediamo con che facilità il giocatore riesce ad andare via il difensore del Vicenza, ma al 55esimo Gavazzi va via a Magnanelli, Merchiori vede bene, indica il dischetto, rigore che ci sta tutto. Abbiamo la possibilità anche di rivedere da vicino il fallo di Magnanelli, il capitano non viene ammonito ma il rigore ci sta tutto, parte abbruscato ed è il gol che vale anche il 12esimo sigillo. Vicenza che ritorna in partita dopo la fiammata di Sansone. Rivediamo il rigore e come spiazza l'estremo difensore. Non ci sono neanche azioni che fanno da cornice perché al 58esimo Sansone ristabilisce un'altra volta le distanze, scatta sul filo, il sinistro a girare la tripletta personale è il 3-1, 3 palloni giocati, 3 gol. Che giocatore questo! Quando tutto sembra finito però c'è ancora il tempo per le emozioni, un tiro ancora di Sansone che poi uscirà tra gli applausi e poi il gol del Vicenza. Tra la nebbia arriva questo gol di Rigoni che riesce a fare tap-in e accorciare le distanze. Ma al 92esimo minuto l'appena entrato Gazzola riesce a trovare il guizzo vincente e il diagonale che vale il 4-2, un finale anche. Finisce tra la nebbia e gli applausi con un 3-1, una tripletta e il primo posto in classifica in condivisione con il Torino.